Tiziano! 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 Come no? Siamo a Cortina, il posto dei VIP, la regina delle Dolomiti. Ah, sì. Comunque è da un bel po' che così sei. Ah, sì? Eh sì, è Cortina da un pezzo. Corri, vai, pedala, vai! Abbiamo il maggior numero di ferrate delle Alpi, abbiamo dei sentieri che sono bellissimi, la mountain bike, si fa anche il canyoning, cioè la discesa lungo i torrenti, c'è il panorama, la gastronomia e c'è poi l'altro elemento veramente forte di Cortina che è lo shopping. Una base delle nostre attività sportive è certamente la ciclabile tra Dobbiaco e Calalzo, che fa parte di un percorso molto esteso perché fa parte dei grandi percorsi europei che vogliono collegare la Finlandia, la Norvegia con Malta. Questo è un elemento importante nella comunicazione anche perché passa sulla vecchia ferrovia delle Dolomiti e i paesaggi, anche qui elementi di tradizione e storici, rafforzano la proposta poi sportiva. La bici che scala le vette. La mountain bike a cui si affianca ora anche la versione per i meno allenati. È la 2 ruote assistita da un motore elettrico. Tracciati sono 15 per il cross country e il free ride. Sono segnalati un po' come abbiamo deciso di seguire quello che era l'indirizzo dell'inverno e li abbiamo suddivisi in 3 categorie. Abbiamo il blu che è facile, il rosso che è un percorso intermedio e il nero che sono percorsi impegnativi sia in salita o diciamo in pedalata che dopo in discesa. Il progetto e-bike è stato il più grande successo per quanto abbia avuto in queste ultime 2 stagioni la bicicletta. Ha portato ad appassionare al mondo della bicicletta chiunque non sia fisicamente allenato e permette a tutti di raggiungere posti impensabili. Bella opportunità e anche un orgoglio di poter trovare qui a Cortina, di poter far venire degli chef veramente di caratura nazionale per poter
proporre insieme con loro a 4 mani dei menù particolari, creativi, che mettessero in gioco sia le materie prime nostre del territorio per le quali siamo conosciuti, però anche delle materie prime diverse, anche creative, anche per dei mix veramente appetitosi e sfiziosi. I cuochi ampezzani si sono confrontati con gli chef superstellati, immortalati negli scatti di Alfonso Catalano, quando un piatto diventa un'immagine da mordere con gli occhi. Per fare questo piatto prendiamo la lombatina di cervo, viene pulita e sgrassata dalle sue parti, viene appunto tagliato il trancio e fatto rosolare bene in padella. Una volta che è stato fatto rosolare bene in padella viene fatta una panure con della cuccia secca grattugiata, un po' di menta, timo e il farro appunto precedentemente cotto a vapore, viene fatta la crosta e fatto rosolare al forno. I due componenti che abbiamo come contorno è un rosti di patate, viene fatto appunto con della patata grattugiata cruda, l'aggiunta di un po' di cipolla e un po' di speck, e il sorbetto al mirtillo montato con il rafano e il ginepro. Questo piatto in particolare è molto semplice perché si tratta di una crema di aglio orsino, semplicemente scottato, demulsionato con dell'olio extravergine. I cannoli vengono fatti con una pasta di acqua e farina tirata molto sottile, unta con del burro, pasta molto sottile, si creano dei cannoli avvolti bene stretti e vengono gratinati sotto il grill praticamente. In questo piatto ho usato appunto il filetto di cervo che è stato un po' rosolato in padella, poi è stato messo all'interno del coniglio disossato, ci ho messo un po' di burro di cacao per evitare che si seccasse troppo il coniglio, poi è stato avvolto, chiuso e con le fette di lardo perché lo tenesse insieme, è stato nuovamente rosolato e poi cotto in forno. E come sono arrivato qui non poteva mancare sorprendermi il paesaggio magnifico delle Dolomiti e quindi ho cercato di riprenderlo un po' sul piatto naturalmente, che l'ho riproposto come dessert. Ci sono le Dolomiti, ci sono le 3 cime di Lavaredo che vengono composte da piccole panne cotte alla vaniglia, sotto c'è un cremino al cioccolato al latte, un biscotto al fondente, una mousse di cioccolato bianco a mantenere le cime innevate che sono formate da meringhe e un piccolo gioco di frutta sabbiata e gelatina alla grappa. In questo caso abbiamo utilizzato il riso venere piemontese, cotto circa 30 minuti, poi alla fine viene insaporito con delle verdure rosolate, della cipolla rossa e un po' con buccia di limone per dare un profumo particolare e servito con dell'astice scottato, appena scottato, e dei finferli profumatissimi col timo. E là, ma che succede? Se beve senza di noi altri qua! Allora un brindisi insieme e il vino fa allegria se si beve in compagnia! Viva Cortina! Dovremmo esserci qua, a sto punto mi sa che ci siamo, vedi? Guarda, chi non legge il cartello non mangia il vitello. Ecco qua. Ragazzi, siamo partiti da Calazzo, Cortina, Porca Cortina. e Cima Banca andiamo. E allora? Quindi di Là. là. O forse di là?
e mi emana a forza di frenare. No. Marqueo! Comunque, anche oggi abbiamo avuto la conferma che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che sei qualcosa di buono e di bello. Perché questo è il Veneto, tra terra e cielo. Thank you.